1000 anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi. Passaggi di tempo. Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria. Altra memoria e non basta ancora. Cose svanite, facce e poi il futuro. Incontri di belle amanti scellerate, saranno scontri, saranno cacce coi cani e coi cinghiali, saranno rincorse, morsi e affanni per 1000 anni. 1000 anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo. Bella compagnia. Ciao Fiori, buongiorno. Come si dice, chi non ha testa ha gambe, in questo caso chi non ha testa ha il gasolio. Praticamente mi sono dimenticato di fare il GPL. Ti ricordi, avevo detto guarda che adesso c'è il campeggio che carica anche il bombolone del GPL. Va bene, dai, sono 15 km, 15-30, quindi ritorno indietro. Dopodiché bisognerebbe spostarci tramite il traghetto, visto che Piero mi ha detto di spondere in traghetto. Poi ho verificato, te lo dico subito prima che mi dimentichi, devi stare attento nei traghetti, cioè stare attento, devi sapere che nei traghetti, in certi traghetti, tipo quello che sto prendendo io adesso per andare a Tinebrook, tu trovi il prezzo fino a 5 metri e tu dici cazzo, il mio camper è 7 metri. Fermo. Se vai a leggere bene, sì, il biglietto è fino a 5 metri, ma possono entrare camper o furgoni fino a 10 metri. Cosa succede però? Se tu sei 5 metri e mezzo, ti devi comprare 2 biglietti da auto fino a 5 metri, hai capito? Basta tutto qui. Aspetta che mettano il microfono come gli influencer. Qui parrebbe anche bello ed è bello, però sai, io pensavo che dopo un'estate trascorsa in Scozia non mi incazzerò più quando troverò la gente che incontro mano in Italia. Ah no, aspetta, ma non è un campeggio, è un concessionario. Quindi se ti serve è BC Motorhomes, del Motorhome Store, giustamente lo diceva anche il nome, il negozio dei motorhome. Eccolo lì, il carica GPL, e ho letto si può fare anche carico e scarico. A mano funziona anche forte. Questo è propano, mentre da noi si fa un misto di solito propano e butano. La signora alla reception mi aveva detto che si andava dal ristorante dove andavo io, da Pierinos Restaurant, e ha detto cavolo, era un ottimo ristorante. Occhio Fiore che qua i dossi sono mimetici, visto?
Guarda che bel parcheggio ti ho Salta catato! a destra nel parcheggio. È a 350 metri l'altro. Maremma impestata, c'eravamo già stati, che manche voi non mi dite niente, porco cane. È il castello quello coi rovinazzi del giro in bici di ieri. Vabbè, ormai che siamo qua andiamo a farci una camminata. Poi toccano le cose importanti, tocca Tinebrook, il traghetto per Tinebrook, che non è famosa come zona, ma è dove andavo a pesca e a caccia con i colleghi e dove si dormiva là nella capanna in mezzo alla foresta. Allora, qua ti raccontano in sostanza degli scoiattoli musulmani che hanno invaso il Regno Unito. Praticamente dicono che una volta, fino al 1900, c'erano gli scoiattoli rossi, dopo sono arrivati questi scoiattoli grigi che anche noi ben conosciamo in Italia, che stanno uccidendo gli scoiattoli rossi e stanno prendendo tutto il posto. Infatti qua c'è scritto che ora è più comune dei rossi, un po' come a Londra o piuttosto che nelle grandi città del Regno Unito. Non c'è razzismo, fioi, è difesa della propria identità, ok? Perché qua non c'è nessuno da aiutare, c'è semplicemente gente che ci sta invadendo, ci sta sostituendo senza necessità, mica bisogno, hai capito? Io sono convinto che qualcuno mi maledirà, mi darà del razzista, questo perché non può capire nel senso che non ha ancora vissuto quella magica coincidenza di sperimentare la realtà. Qual è la realtà? Allo stato attuale delle cose, questa islamizzazione, questa sostituzione razziale sta avvenendo, sta iniziando, mi correggo, nelle grandi città, ok? Per poi espandersi, cioè si sta già espandendo. Idem anche la politica. Se noi andiamo a vedere, tipo adesso c'è stato lo scandalo a Venezia, a Marghera, che ci sono tutti i candidati musulmani, ok? Tutti Abadul e Abadal. Stanno iniziando così, pian piano, quando prenderanno potere, quando prenderanno numero, perché lì, se vai a studiare un po' la storia, è lì che loro stanno lavorando, sul numero. Loro non hanno bisogno degli aerei sofisticati che gli americani e che cagai là, loro usano l'intelligenza, ok? Pian piano, come gli scoiattoli grigi, si impadroniranno del mondo, è la loro missione. Vai a studiare un attimo, è la loro missione, non è una cosa che mi invento io, non è una cosa che ho letto, è da sempre così, non è una novità, ma lo dicono anche, cioè voglio dire, non è che lo nascondono. E questo cosa comporta a noi? Perché sono così seccato? Per la perdita dell'identità culturale, nel senso le tradizioni, la pizza pasta asciutta, Ferrari e Ducati? No, non solo. Innanzitutto io e voi maschietti siamo anche fortunati, voglio vedere le donne che tanto li difendono quando un giorno verranno prese a pugni, come già succede e abbiamo già visto nei TG o nei video che girano su YouTube per strada. La voglio vedere, sono molto curioso. Ma premessa questa nostra fortuna dei maschietti, io vedo un impoverimento non solo culturale ma anche economico. Voglio dire, come puoi mettere in mano un'Italia, che un'Italia, io lo ripeto all'infinito, l'ho detto un sacco di volte, l'Italia è quello che è perché è stata creata dagli italiani con il loro stile, la voglia di fare, la loro voglia di fare, la loro arte, la loro italianità. L'Italia non è cresciuta dalla terra come l'erba, no, l'Italia l'hanno fatta gli italiani, quindi questo meraviglioso capolavoro, questo paese più famoso al mondo secondo me, perché siamo sempre nella bocca di tutti, eravamo sempre sulla bocca di tutti sotto ogni aspetto, poi si è iniziato insomma a riderci un po' dietro per la politica e la burocrazia e adesso la gente parla. Siamo considerati come la Francia piuttosto che il Belgio, piuttosto che alcune parti della Germania, ossia ormai un paese morto, conquistato da tutti sti africani e da sti arabi. Quindi che valore ha l'Italia? Vedi anche certe zone invase da Maranza e Gentaglia varia, non valgono più niente, sta perdendo tutto valore, tutto sta perdendo valore. Quindi anche a loro, a cos'è servito? Sostanzialmente a niente, cioè al momento sì, perché come una zecca godi del sangue della vittima, ma quando la vittima morirà e non ci sarà più sangue da ciucciare, tu non hai conquistato niente, tu solo hai aumentato l'area in cui vivi la tua povertà intellettuale ed economica. Vabbè, non devo convincere nessuno, percepisco anche questa impotenza nel non poter risolvere le cose. Studiati anche la Polonia, studiati come stanno vivendo ora in Polonia, studiati l'andamento del PIL della Polonia e perché, cosa è successo in Polonia?
perché? Lasciamo perdere che hanno intelligentemente rifiutato l'euro, lascia stare, ma in questo periodo perché la Polonia sta così fiorendo? Indaga, studia. Tutto questo è nato perché una volta arrivato in questo paese che io amo e che mi ha ospitato e integrato in una maniera unica al mondo, 25 anni fa, sono andato a Glasgow e mi è venuto un affanno vedere una città del genere distrutta così. Era piena di degrado, sporcizia, barboni, drogati, le risorse buttate lì nelle panchine a giocare a fare i gangster, no, perché è quella la loro mentalità, la loro cultura, cioè la loro adesso, questo sì sarebbe razzismo, gran parte della loro cultura. Come dicono sempre all'estero, non sono stereotipi che si sono visti affibbiare, sono stereotipi che si sono guadagnati, un po' come a noi che ci dicono pizza e mandolino. Cosa significa? Pizza nel senso interesse per la cucina e comunque una buona cucina nel mondo, ed è vero, come puoi dire di no? E per mandolino si intende la leggerezza nell'affrontare le cose, nel subire le situazioni, le tragedie, capito? Ed è vero, come puoi dire di no? Quindi non è razzismo se te mi dici pizza e mandolino, Dio caro. Vabbè dai, giustamente invece di farsi di crack questi scozzesi sono qui che tagliano l'erba e quindi non so neanche se si sente quello che ho detto. Allora qua, parliamo di stereotipi. Ho mai visto una risorsa che si occupa del paese? No. Ho mai visto scozzesi che si occupano del paese? Aspetta, fermo che non se fraintendiamo, questi sì sono operai e sono pagati, ma sai gente che ho visto prendere e raccogliere delle bottiglie, delle lattine trovate a terra e buttarle dentro i bidoni dell'immondizia? Quindi ragazzi, secondo me bisogna dire meno stronzate nella vita e osservare di più, perché osservando tu vedi che cazzo succede. Quindi non sta fermo, gira, e per girare non intendo girare il mondo, muovete, guarda in vari posti, in varie situazioni, in vari contesti, in vari personaggi, cosa cavolo sta succedendo, come sta funzionando il mondo, ok? Non sta a ascoltare Tizio, non sta a ascoltare Caio, non ascoltare neanche me, guarda cosa cazzo sta succedendo, descantete Dio caro. Aspetta, fermi tutti, mi sono dimenticato di concludere, o meglio di arrivare a dove volevo arrivare. Il concetto è, sono in questa terra che conoscevo come fantastica, tuttora conosco come fantastica, ok? Contemporaneamente vado in una grande città che già conoscevo, la vedo devastata e ricordo di aver osservato come nel corso degli anni, dei decenni, in tutti gli altri stati le grandi città sono state prese per prima, un po' come quando si fanno le guerre, ok? La storia insegna, prima si prendono i punti diciamo strategici principali, poi i punti di interesse e poi si arriva alle campagne, alle periferie, hai capito? Quindi io, avendo visto questa tragedia a Glasgow, mi sono venuti i peli d'oca, Dio cane, la pelle d'oca, porca puttana, ho detto no, mi stanno distruggendo anche la Scozia, o meglio stanno iniziando a distruggere anche la Scozia, perché cazzo fioi, quello che va detto, perché scusa, si dice sempre l'Africa agli africani, il Medio Oriente agli arabi, eccetera eccetera, però l'Europa agli europei no, razzisti Dio caro, cioè razzisti. Sì, era grande sto castello, cioè guarda a destra della torre, il muro che è ceduto, guarda che roba, cioè era altissimo. Con oggi è un mese esatto che io sono qui nella mia Scozia e insisto a ribadire quello che ho notato, che ci sono infinitamente più cani, ma soprattutto c'è un attaccamento molto forte nel senso che a vedere come li trattano e tutto quanto sembra quasi come l'avessero appena preso, cioè sai quando prendi un cane che quindi sei tutto lì che lo guardi, ci parli, ci fai, ci brighi, ci giochi, tiri le palline, eccetera. Cioè lo vedi con occhio diverso, hai capito? Ecco, e io vedo che la stragrande maggioranza degli scozzesi guardano con quest'occhio i cani e poi comunque ripeto quasi tutti i cani. Un'altra cosa che ho notato è che quando li tengono liberi, nonostante siano buonissimi, cioè nel senso che non vadano incontro alle persone eccetera, si fermano e gli dicono di star fermi, tutti. Si vede, non so, è usanza, ecco.
sì, è una cosa molto educata, insomma, ecco, per me eccessiva da italiano, non abituato a queste premure, però certo è una cosa positiva, insomma, ecco. Magari dicono, ma magari questa paura dei cani, eccetera, eccetera, hai capito? Quindi tutti quelli che io ho incontrato si sono fermati e hanno fermato il cane per farmi passare. Quasi quasi che io andrei direttamente a prendere il traghetto per Tinebrook e così iniziamo a vedere anche quella Scozia stereotipata, esatto, sì, quindi quella Scozia selvaggia, ok, con i cervi e questi paesaggi senza anima viva. Non preoccuparti che faremo anche le parti più turistiche, quindi Isola di Skye e compagnia bella. Lo stereotipo è una parola che suona scomoda, suona male, suona poco politicamente corretta, pertanto iniziamo a parlare di caratteristiche. Osserva anche quando cammino le caratteristiche dei posti. Io ti ho fatto osservare quelle siepi con i fioretti gialli, ma tu osserva che ovunque noi andiamo ci sono sempre queste bluebell, che è la campanula violetta che fiorisce a maggio qui in Scozia. Mi permetto di ripetere perché l'avevo già detto in un video, è uno dei simboli della Scozia, quindi la bluebell, il puffin, come cavolo si chiamava quell'oseto tipo pinguino col becco diciamo a forma di pinza tutto colorato, che in teoria vedremo quando andremo più al nord. Le texture, che mi dimentico sempre il nome di come si chiamano, hanno un nome che sarebbero quei disegni a quadri con i quali fanno i kilt o certi vestiti che contraddistinguono le famiglie, ok? Cioè, o meglio, questo pattern, questa texture esiste un po' su magari tante cose, però determinati colorazioni e disegni stanno a rappresentare quasi come fossero un logo dei clan, delle famiglie, ok? Un'altra roba tipica, questa già la conoscevo quando vivevo qua, è l'haggis, e io non proverò mai, praticamente è cuore e polmoni di pieghora cucinati a vapore dentro le sue budella, poi non so magari sono gusti. Dicono che sono buoni, per carità, ma è un fattore culturale, è un fattore di abitudine, voglio dire, io ho visto gente mangiare delle specie di larve, di insetti che già verrebbe il vomito solo a vederli, però li vedi con questa faccia, ma certo, ci credo, prova a pensare ai nostri scampi piuttosto che alle cannocchie, cazzo, le cannocchie sembrano dei scarafaggi, eppure cazzo quando le mangiamo diciamo che buone, perché? Perché il nostro cervello è abituato a vedere l'immagine della cannocchia e canocce, che ci mandano gli altri, a un qualcosa di buono, con la facilitazione anche del fatto che vive in acqua, quindi l'acqua la tiene pulita, no? Mentre magari è scarafaggio o l'insetto va in mezza sporcizia, mezze sciocchezze. Quindi fioi, l'haggis no. La colazione più scozzese che feci all'epoca fu salsiccia col cappuccino. Mi fermo là. Un'altra cosa tipica, tanto che camminiamo qua in questo bosco col sottofondo degli uccellini, è il tè, o meglio le tea room, sono proprio come da noi, non so, il bar è il caffè, cioè il caffè sei il classico dove vai a bere il caffè, magari ha giusto quei 2 tramezzini, ma di solito vai a bere il caffè a far colazione. Qui hanno proprio le tea room. Per il momento non mi viene in mente altro, però siccome starai qui con me mesi avrai la possibilità di vedere tutto quello che mi sono dimenticato. Mi dispiace tantissimo non filmare le persone, ossia le interazioni con le persone, in quanto sono la cosa più magica e più bella della Scozia. Però come ti ho già detto in altri video, loro non sono abituati a queste cose, ok? Dei video, di queste, assolutamente no, ok? Proprio no, assolutamente. Anzi, per il momento per loro la figura, mi ha fatto capire, la figura dell'influencer, o meglio il content creator come la chiamano loro, è ancora un po' un'americanata, insomma, ecco. Ne sono un po' affascinati, però non è normale, quindi riprendere la gente che passa per strada, attenzione, non è per nulla normale, o parlare qualcuno mentre filmi, no, assolutamente no. Un'altra cosa bella che ho notato è che
in molti parcheggi o piuttosto in certe aree camper o attrazioni c'è il discorso delle donazioni, che sembra una minchiata, ma questo discorso comunque i soldini gli arrivano, perché chi può magari mette un po' di più, chi non può non mette niente, chi non vuole non mette niente, ma nel complesso, insomma, hai capito, significa che gli basta, perché se una cosa continua così da tanti anni significa che funziona, hai capito? Un'altra cosa importante da sapere è che gli scozzesi iniziano a muoversi verso le 10, 10 e un quarto del mattino, e anche molte attività aprono a quell'ora lì, e quindi se sei in camper o in auto sai che se parti presto hai tutti i parcheggi liberi. Guarda, già adesso è passata mezz'oretta e il parcheggio è pieno. Ripartenza è relativamente attaccato, sono 48 km. Ah sì, il castello era l'Eglinton Castle, che avevamo già visto. Siamo a Kilwinning, sotto Eglinton, sarà una specie di frazione. Che forte il mio ufficio, e mentre dico che forte il mio ufficio, guarda là che c'è il parcheggio con la sbarra, ok, per non fare entrare i camper. Questo per ricordarti quello che ti dissi ancora prima di partire, che non è proprio vero quello che trovi nei TikTok e su Instagram che ti fanno vedere la Scozia, che fai quel cazzo che vuoi, i parcheggi dove vuoi. No, i parcheggi sono pochissimi, quei pochi possono essere già occupati o comunque col divieto di camper o con le sbarre per l'altezza che non entri. Ad ogni modo, so che a voi frega poco, però per me la cosa figa è che stanno come sempre continuando ad arrivarmi i lavori e sto lavorando dalla Scozia, cioè fioi, dai, questo esperimento perfettamente riuscito di ufficio mobile che posso portare ovunque. Amo tanto della Scozia anche quella cosa che non è da confondere con la povertà, ma con la semplicità. Tipo, guarda qua, sta muretta a bordo strada avrà, non so, 400 anni, quella è, quella resta, sai perché bisogna rifarla? Questo discorso te l'avevo già fatto in riferimento alle abitazioni o ai negozi. Li hai visti? I negozi, le case, i locali che sono tutti col colore scrostato, le porte vecchie smazzucate. Perché se funziona, perché bisogna cambiarla? Cioè, hai capito? E quei soldi risparmiati nella nuova porta piuttosto che nel rimettere a nuovo la parete e la facciata, li investono a andare fuori più spesso. Cioè, io ero fuori tutte le sere, porco cane. Perché? Perché c'è questa mentalità di vivere, di godersi. E questa cosa la vedo spesso anche nel mio camper, quando vedo certe cose tutte smazzucate, legno rovinato o vernice che è venuta via. Vedi, io preferisco, come gli scozzesi, investire il mio tempo e i miei soldi in altre cose. Non è che non spendo il tempo e non spendo i soldi. E come? Delle tre ho scelto di fare la strada sull'oceano perché insomma era la più panoramica. Guarda che spettacolo di strade, tranquille, vanno tutti piano. Approfitto della sosta caffè e la faccio qui. Guarda che hanno i cigni anche qui, hanno gli swan, hai visto? E anare, i seagulls, che sarebbero i cocai, che sarebbero i gabbiani, le barche a vela. E quella cos'è? Sembra una barca militare? Sì, secondo me è una barca militare. Sì, è una nave da guerra, eppure enorme. Tu la vedi lontana perché comunque la Osmo qua è comunque una lente piccola e quindi allontana molto. Nonostante io utilizzi lo zoom perché tento, tac, e ti vedi in Croazia adesso. Andare a Tinebrook, no Tinebreiz, maledetti quei che mi ha insegnato che a volte a dire Tinebreiz, loro sono inglesismi di merda. Dopo aver rincontrato Piero, ci sta, sai, perché a Tinebrook andavamo sempre e solo con Piero, perché Piero assieme a dei suoi amici aveva acquistato un pezzo di foresta e quindi lui ha quell'area dove c'è anche sta fattoria e sta capanna dove andavamo a dormire e a mangiare, insomma, ecco, col caminetto, la legna da tagliare, è bellissimo, ancora le foto, sì, ho 2 o 3 foto che sono rimaste di me che spaccavo la legna e avevamo anche il quad, poi ogni tanto, vabbè dai, non tenete conto altro, magari verrà fuori quando saremo là, dai. Che trip assurdo, guarda, io ho una foto qua, dopo la metto.
di quando ero giovane, che ricordi, che trip. E adesso sto prendendo il traghetto col mio mezzo, col mio ufficio, con la mia casa, per andare a Tinebrook, bellissimo. E il biglietto si fa dentro, ok? Quindi vai tranquillo. E attento anche che non tutti i traghetti ti fanno acquistare il biglietto online, o meglio te lo fanno acquistare online però te lo spediscono, ok? Quindi sta attento. Il momento è catartico, nel senso che ho catato il traghetto giusto. Allora, tra andata e ritorno mi costa 100 euro di traghetto, però avevo capito male, però lo rifarei 1000 volte, decisamente sì, cioè, non tanto per visitare il posto in sé, ma perché è un posto dove c'è una grande storia, dove io ho avuto una grande storia nel senso del mio passato, no? Che dicevo, cazzo, sono appena bozza e già andavo nelle foreste in Scozia, no, cioè cose epiche, cose dell'altro mondo, quindi ovvio che voglio rivedere, per carità con gli occhi più, tra virgolette, stanchi, cioè passami il termine, perché sai che più avanti si va con l'età meno enfasi ci si mette nelle cose, meno le si apprezzano. Si dice l'occhio del bambino non a caso, insomma, ecco, più sei giovane più sei esaltato, ma in senso buono, esaltato in senso veramente buono, sei più entusiasta della vita, apprezzi tutto, è tutto più grande, è tutto più bello, hai capito? Però comunque, insomma, ecco, riguardare anche con gli occhi stanchi, chiamiamoli così, quel posto vissuto con gli occhi carichi di vita ha comunque il suo fascino e ha il suo perché. In sostanza, per arrivare nella tanto, vada fuori mentre ti parlo, nella tanto menzionata Tinebrook, io ho preso il traghetto, il Western Ferries, che è a Gourock, si scrive G-O-U-R-O-C-K, ok? Con destinazione Danun, cioè che sarebbe D-U-N-O-O-N. Siamo arrivati a Danun e incrociamo le dita perché ora avremo 40 km di chissà che stradine. So chi si ricorda, quella volta andavamo con la Jeep. Hai visto i villoni appena siamo scesi, oppure nel video musicale? Questo sta a ricordare che molto un tempo fa, questa era la zona dei ricconi. Benestanti a parte, guarda questi che bella vista che ha davanti a sti stretti che sembrano laghi, in realtà sono tutti quegli stretti dell'oceano, quelle incavature, no? Adesso non mi ricordo neanche il termine specifico. Vabbè, dai, speriamo che la strada sia così, perché così è anche abbastanza larga. Non sai di che altro arco li hai visti? No. 40 km alla destinazione. Nel frattempo eccoli qua, i colori che ricordavo. L'acqua increspata, in questo blu un po' scuro, e tutti questi colori pastellati, un po' quasi autunnali, di verdi, marroncini e il giallo di quei famosi arbusti che devo ancora cercare su internet cosa sono. Piccolo antipasto della Scozia rustega, rampante, selvarega. Here we are. Ecco fioi, allora questa è una single track, ma vi devo dire che è una strada rilassantissima. Questo, vabbè, a parte adesso oggi poi spasemonco, porco zio quanto amo contraddirmi. Perché ci sono un disastro di passing place, che sono quelle cose che o ti metti in parte tu o si mette in parte l'altro, no? Comunque vedi in lontananza le macchine che arrivano. È rilassante anche per il fatto che se hai macchine dietro e tu vuoi andare più piano, ti butti un attimo in questi passing place, l'altro ti sorpassa, ti ringrazia e continui. Ecco, e adesso qua, bravo, fermo là, vedi? Così funziona. Loro si fermano là, io mi fermo qua, grazie. Vedi, tac, e via. Questi sono i passing place, così hai visto anche il funzionamento delle single track e dei passing place. Quello che consiglio, ove possibile, è di guardare più in là possibile, che così te li giochi in anticipo questi passing place. Non sempre è possibile perché vabbè, vedi, hai sali e scendi piuttosto che gli alberi, però dove si può, consiglio, ripeto, un consiglio gratuito, non dove faccio neanche a fattura, un consiglio in nero, insomma, ecco, guardate molto avanti. Ogni tanto puoi trovare gli ebeti dei van life che si mettono a fare la van life nei passing place. Porta pazienza o vaghe addosso. Massima attenzione fioi, veramente, ma questo riguarda quasi tutta la Scozia. I bordi delle strade, sconsiglio caldamente di viaggiare di notte, quanto puoi trovare spesso e volentieri delle scanalature alte da una spanna a 3 spanne, quindi proprio distruggi il mezzo. Wow, se talmente single track, guarda, se ferma anche i ciclisti.
Boh, sono sceso dai monti. Allora ti faccio presente che vabbè, ci sono ripidità del 15%. Non mi hanno dato sinceramente il minimo problema, la minima paura, fastidio queste single track, zero. L'unica cosa, sì, vedi, a stare attento, vedi? Quelle che ti ho detto, quelle scanalature dell'asfalto, e veramente lì ti desfi il mezzo, cioè tocchi il telaio sotto proprio, quindi massima attenzione. È comunque alternata, cioè non è che inizia single track e hai single track per 90 km, no? E poi sti cosi di corrente che io non capisco, noi neanche a una casa a cosa servono, a chi portano? Cioè non ci sono case per decine e decine di chilometri, a punti interni non serve, ma nel caso se voglio potrei anche col condizionale farmi male in quanto ho appena incrociato un'ambulanza, quindi insomma. Wow. Pensa che mi ricordo benissimo di questo posto. Mi ricordo benissimo di questo posto. Ho ancora la foto di 25 anni fa di questa targhetta. Piero fermò la Jeep e ci disse: adesso vi faccio vedere proprio un bel panorama. Ed era questo, come dargli torto. Ora guardo se ho la foto di questo, anche se Kyle of Butte dovrebbe essere più avanti. Io forse ho la foto di Kyle of Butte. Ecco, senti che se parlo al contrario mi pare adesso a me non. No, era questo, sì. Che poi passò anche una specie di barchetta, io feci la foto della barchetta perché mi ricordava quella di braccio di ferro. Sì, eravamo qui, eravamo qui. Beh, ti dirò, è piacevole il fatto di aver rifatto la stessa identica strada, insomma. Dio panoramico, è la seconda ambulanza che incrocio, spero di non chiamarmi a porco cane. Tinebrook, arrivati! Questa è la cittadina di Tinebrook, sì, non è un'area, è proprio il paese, spettacoli dei posti. E io qua me lo ricordo quasi come fosse ieri, in qualche negozietto della zona, acquistai un pacchetto di polo alla frutta e orgoglioso, no? Poi feci vedere quella foto, no? In Italia, come per dire, cioè, che era una roba introvabile, da noi non esisteva, ma in effetti credo che non esista neanche oggi, insomma, ecco. Ora qua continuano ad esserci villette, guarda che bello, villettine, vista mare, guarda che vista che ha, quelle collinette, guarda che bella casa, che cosa, Disida, guarda che bella casa, guarda, ciu, dovrebbe essere qua, subito qua a destra, in riva alle mer. Ecco qua, eccoci qua. Non è certo il massimo del panorama, però Fioi, voglio dire, io dopo da qua, questa è la mia base per visitare tutte le foreste qua a Tinebrook. Io ora ho dei lavori da fare, però dove abito oggi? A qua mi sembra corretto, chissà se funziona sto topo morto qua del microfono, che sarebbe la protezione antivento, o se si sente il vento. Insomma c'è un bel venticello. Comunque ecco, non posso non far vedere il giardino, perché se tu poi sceglierai di seguire il mio itinerario di viaggio ti troverai questa cosa qua. Ripeto, è una cosa personale, Tinebrook non lo consiglio, nel senso che ci sono posti più belli, ok? Dall'isola di Skye, Mull, Glencoe soprattutto, tutti i posti che vedremo più avanti, però ripeto, per l'ennesima volta è una cosa mia affettiva questo posto, ok? Per carità, affettiva e anche tattica, perché insomma le foreste di Tinebrook non è che scherzano, parecchio tranquillo, no? In ogni caso, guarda, c'ho anche il mio nelle squadre, cioè proprio il topo, che sarebbe il top, che sarebbe l'ottimo, il meglio. Devo anche chiamare 2 nuovi clienti, forse 3. Va bene, dai, sempre meglio che il lavoro sia abbondante, così mi pago tutte queste cose e soprattutto pago le tasse per mantenere i politici e gli extracomunitari. Quindi non si può dire che non voglio bene agli extracomunitari con tutti i schei che pago, sai, ogni volta migliaia di euro di tasse, porca miseria. E de INPS, migliaia di euro di INPS, noi doveva pagare loro le pensioni. E ora perché pago miliardi di euro mi de INPS? Loro quanti migliaia di euro pagano di INPS? Non so, bisogna andare a domandare io. Qui mi dice vuoi coca? Che domando sì, ma de INPS quanto paghi tu?